Dal cappello del mago. Amici, eccovi, siete arrivati, benvenuti e bentrovati in nostra compagnia in questo magico mondo. Sentite che aria, che atmosfera magica e incantata. Beh, allora mettetevi comodi perché inizia adesso una nuova puntata di Dal cappello del mago. E io sono il mago Alex, eccomi qua. Ciao! Beh, allora, oggi avremo una puntata ricchissima, avremo una puntata in cui non mi ricordo mai quello che andiamo a fare. Sapete, sono talmente preso a fare le magie che a volte mi sfugge qualcosa. Meno male che ho il mio assistente, il mio segretario, il saggio alieno, tutto verde, lui gira, naviga, viaggia. Non so, fa tantissime cose e lui si ricorda tutto. Vabbè, andiamo a salutarlo innanzitutto. Saggio alieno! Ciao saggio alieno! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Ed eccolo qua, è arrivato. Bene. Saggio alieno, allora tu che hai tutto segnato, che sei bravo e ordinato, cosa andiamo a fare esattamente quest'oggi nel nostro magico mondo? Caro mago, in questa puntata giocheremo con l'assistente Arturo e la fatina Giulietta e poi magicheremo, o meglio, ci proporrai una magia nel tuo laboratorio. Ah, ecco, ok, allora direi che potremmo cominciare, possiamo cominciare. Voi cosa dite, amici? Siete pronti? Io sono pronto, ok, ci sono, molto bene, e vi ricordo, ecco, quello me lo ricordo, di mandarci i vostri saluti, i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche, le vostre barzellette preferite, scriveteci a ciao mago @gmail.com. E se siete capaci anche a fare una magia, ecco, fatevi filmare così in orizzontale dai vostri genitori. Se vorrete potremo anche coprire il viso, ecco, se non vorrete se magari siete timidi, se non volete comparire, ecco. Ma se siete in grado di fare una bella magia, ecco, mandatecela, così potremo vederla tutti, perché le magie sono belle da fare a casa, da soli, ma sono belle anche se condivise, perché donano meraviglia, ci fanno sorridere, ci danno un po' di leggerezza, e la leggerezza nella vita è importante, assolutamente. Beh, io direi che potremmo cominciare, iniziamo, ok? E allora si parte! Giochi amo, giochi amo, non lo sai o non lo so, giochiamo insieme, indovina un po', non lo sai o non lo sappiamo, ora è il momento, dai giochiamo. Giochi amo, giochi amo, e per come sarà stato, vedrai qualcosa avrai imparato. Ehi, ciao amici, mi riconoscete? Sono io, l'assistente Arturo. Questa volta io non c'entro, non ho mangiato nulla, non ho fatto nessun pasticcio. Il pasticcio l'ha fatto il mago, scusate. Estraendo le cose dal suo cappello si vede che ha messo troppo entusiasmo e le ha tutte mosse, sfocate. Sono irriconoscibili. Dovete aiutarci a capire qual è l'oggetto che ha estratto dal suo cappello. Però ci serve un pizzico di magia. Dobbiamo chiamare la fatina Giulietta. Chiamiamola tutti insieme. Al 3. 1, 2, 3. Fatina! Più forte! Fatina! Più forte! Fatina! Eccomi qua! Sono la fatina Giulietta, ma certo, il mago ha estratto dal suo cappello un oggetto. Andiamo a vedere. Eccolo qua, è tutto sfocato. Voi riuscite a capire di quale oggetto si tratta? Qual è l'oggetto che ha estratto magicamente dal suo cappello il mago? Beh, allora possiamo fare una magia. Io
Voglio renderlo un pochettino più chiaro, più nitido. Serve la parola magica che è wow wow wee wow wow. La diciamo insieme al 3. 1, 2, 3. Wow wow wee wow wow. Oh, così va un po' meglio. Lo riconoscete, ragazzi? Che cosa? Proviamo. Dobbiamo un attimo concentrarci. Potremmo usare ancora la parola magica wow wow wee wow wow e vediamo se qualcuno riesce a indovinare. 1, 2, 3, tutti insieme. Wow wow wee wow wow. Oh sì, ora va un po' meglio. Qualcuno riesce a capire di che oggetto si tratta? Che cosa ha tolto dal suo cappello? Il mago ha le scarpe. Avete indovinato? Avete capito? Dai, allora usiamo per l'ultima volta la parola magica, ma diciamola tutti insieme, forte, al 3. 1, 2 e 3. Wow, wow, wee, wow, wow. L'oggetto misterioso era questo qua. Eccolo! Chi è che ha indovinato, amici? Qualcuno ha indovinato? Avete giocato con noi? Beh, ragazzi, le nostre avventure, come direbbe il mago, continuano, ma certo, sempre qui ad Al Cappello del Mago. Ragazzi, ciao! Eccoci con il nostro spazio Una magia con il mago che sono io. Ragazzi, stavo guardando il mio... avete visto che bello? Un indovinello. Qual è il migliore amico dei maghi? Vediamo se lo sapete. Com'è? Lo struzzo? No, lo struzzo no. Coccodrillo? No, neanche. No. Vi do un indizietto? Guardate che bello. Avete visto? Che cos'è? Com'è? Pappagallo? No, un pappagallo no, ragazzi. Dai, il migliore amico dei maghi. Guarda, è il coniglio. Ma certo, di che colore è il coniglio? È tutto bianco. Ma è chiaro, ragazzi. Ma che bello il coniglio. È bianco, è bianco davanti e bianco dietro. È chiaro, è un coniglio. Scusa, come dite? No? Ma dai. È bianco, dai, è bianco davanti. È bianco dietro, scusa che c'ho i conigli, no, questo è un coniglio originale, viene dalla coniglia, è un coniglio che è bianco davanti e bianco dietro, sì, che bello, come? No? Ma cosa no, ragazzi? Ma scusa, ma scusa, è un coniglio, guarda, è un coniglio, scusa, viene che nazionalità c'ha il coniglio? Il coniglio non c'ha la nazionalità, il coniglio, scusa, è bianco davanti e bianco dietro, che c'ho i conigli, dai, è originale, è un coniglio, c'ha proprio anche la C del coniglio, no, del cop, vabbè, è un'altra cosa quella, è un coniglio, guardate che bello, che cosa? Non vi convince, a voi non vi convince, allora se non vi convince cosa posso fare, ragazzi? Cioè io più di mostrarvi, scusa, il coniglio davanti e il coniglio dietro, scusami, più di così cosa posso fare? Com'è? Volete guardarlo meglio? Ma scusa, ma certo, ragazzi, no, vi faccio vedere bene, scusa, è un coniglio, tutto bianco davanti e tutto bianco dietro. Cosa? Come? Che prima era rosso? E dietro cosa c'ha adesso? Oh santo! Ma dove devi andare? Ma scusa, Ma dove devi andare? Ma a parte che sei... Ma è più un topolino questo, ma dove... A giocare a tennis? Ma dobbiamo fare le magie, ma c'è la puntata di Dal Cappello del Mago, ma ti pare che vai a giocare a tennis a quest'ora? Vabbè ragazzi, scusate, sono cose... dal mio cappello escono sempre cose bizzarre, lasciamo stare. Continuiamo con le nostre avventure magiche, che è meglio, ma eri un coniglio, scusa. I saluti. Ragazzi, eccoci, è giunto il momento dei saluti. Allora noi salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato, un grande abbraccio. Saluto il saggio alieno e grazie anche a lui per ricordarmi ogni volta quello che non mi ricordo, ecco, anche se poi ho tutto preparato, scusa, il mio segretario, il saggio alieno. Saluto anche il nostro Albero Burlone. Albero, ciao e grazie. Oh, ciao amici,
Ciao mago. Che forte, che gentile il nostro Albero Burlone, con lui saluto anche tutta la natura circostante, ecco, ovviamente grazie a lei che ci ha permesso questa puntata di Dal Cappello del Mago. Le avventure continuano, mi raccomando, rimanete con noi, se volete potete andare sul canale YouTube Mago Alesgar e scoprire tutte le puntate passate, che ce ne sono tante di Dal Cappello del Mago, e trovate anche nelle varie playlist anche tutte le nostre rubriche, Una magia col mago, Mrs. Magic, le magiche storie estratte dal mio cappello e anche la scuola di magia per diventare voi stessi dei maghetti, ecco, quindi mi raccomando, ecco. E poi importante, eccola qua, la nostra mail, ciao@mago@gmail.com, mandateci i vostri disegni, i vostri pensieri, le vostre filastrocche preferite, le vostre barzellette, e se siete capaci anche di fare una magia, fatevi filmare in orizzontale, ecco, mi raccomando, se non volete comparire, e poi vi oscureremo noi il viso, tranquilli, e se però avete una bella magia che siete in grado di fare e realizzare, fatevi filmare e mandatecela, così potremo assaporarla, meravigliarci tutti quanti insieme, perché la magia è bella da fare da soli, ma è più bella se fatta in compagnia, è un po' come la vita, fatta in compagnia è ancora più bella e speciale. Bene, un grande abbraccio a tutti voi e alla prossima puntata. Ciao amici, ciao! Dal cappello del mago.